Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto Teleeuropa Network per questo replay datato 10 settembre 2018. Ci eravamo lasciati sul discorso Cosenza-Verona, la partita che non si è giocata, sappiamo tutti il perché, poi andremo a seguire anche dalla viva voce di una nostra cara amica, la collaboratrice dell'Avvocato Chiacchio, l'avvocatessa Annalisa Rosetti, come stanno le cose e quello che sta succedendo in queste ore. C'è stato un turno di riposo per permettere alla nazionale di Mancini appunto le due partite, la prima si è giocata contro la Polonia, l'altra si giocherà questa sera contro il Portogallo, quindi un turno di riposo in Serie A, un turno di riposo anche in Serie B. Parleremo anche del Crotone, il Crotone che aspetta questa eventuale sospensiva del TAR del Lazio per quanto riguarda l'agibilità dello stadio Ezio Scira, anche se il sindaco della città ionica si è detto praticamente favorevole, dice io penso che il Crotone giocherà tranquillamente le sue partite in casa. Di questo e di altro parleremo con i nostri ospiti di questo pomeriggio. È ritornato con noi dalla Gazzetta dello Sport, complimenti per gli ultimi articoli, Alessandro Russo, diventato internazionale ormai col Ciolo Simeoni, la sorella, il Ciolito, no? Sì, diciamo che è stata una bella intervista con Natalia Simeoni, che è l'agente del Ciolo e del Ciolito. Sì. Persona straordinaria, una famiglia che vive di calcio, una bella storia con una promessa ai tifosi dell'Inter, prima o poi arriverà appunto a dirigere dalla panchina l'internazionale. Pippo Gatto, nuovacosenza.com, grazie Pippo, nostro collaboratore validissimo, e lui conduce Linee Rovente di calcio il venerdì. Grazie Franco per l'invito, siamo qui, siamo ben pimpanti, il campionato è fermo però è tutto in ebollizione. Tutto in ebollizione, parleremo anche di quello che potrebbe succedere per quanto riguarda il CONI, che poi insomma dovrà decidere, accesi, esatto, dovrà decidere se la B resterà a 19, a 20 o a 22, ci sono tante discussioni in queste ore, i giornali sportivi ma non solo, anche i giornali, voglio dire, tipo Repubblica, Corriere della Sera, si stanno interessando a quello che... del giorno. Vedremo il ministro, l'ex ministro Frattini come ne uscirà da queste macerie, e poi grazie ad Aldo Cennamo. Salve, buon pomeriggio. So che stamattina hai fatto il giardiniere, o no? Sì. Hai fatto il giardiniere, sei abbronzato. Ma non a San Vito, no? No, a casa mia. A casa sua, a casa sua. Nella mia Vedi culla. com'è abbronzato, abbronzatissimo, diceva una volta Edoardo Vianello. Io comunque ringrazio Luca Chito per la messa in onda, Enzo Leonetti che è in regia come al solito e Massimo Fino a dirigere la camera. Enzo, se ci metti in contatto con lo studio Chiacchio con Annalisa Rosetti, vedremo un attimino di capire e di sapere quello che bolle in pentola. Nel frattempo Alessandro, vogliamo riassumere da dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana, visto che abbiamo avuto un grosso indice di ascolto? Ma la situazione è abbastanza cristallizzata. Cosenza-Verona non si è giocata, a Cosenza tutti sperano che prima o poi si possa giocare, si attende il responso del giudice sportivo, il Verona ha fatto il reclamo, quindi adesso il giudice ha assunto altre informazioni, il Cosenza e il Verona attendono l'esito dopo che arriveranno queste altre notizie. Il regolamento parla chiaro, per quanto riguarda la norma probabile che l'arbitro abbia, come si può dire, il pallone sul piede caldissimo, decide lui, perché è stato lui, decide il suo resoconto, perché è stato lui a dire non si gioca. L'orientamento porta ad uno 0-3 a tavolino a favore del Verona. Queste ovviamente sono le regole, quello che poi succederà sarà tutt'altro. Il Cosenza però non è rimasto con le mani in mano, aspetta l'esito del giudice sportivo e poi darà via alla sua idea sui fatti, su quella spiacevole vicenda del 1° settembre, dove migliaia di spettatori sono rimasti clamorosamente fuori dallo stadio in attesa di una partita che non è mai iniziata. L'avvocato Chiacchio e la brillante avvocatessa Annalisa Rosetti avranno il compito di trovare te la sei chiamata perché mi fanno segno dalla regia che dovremmo avere al telefono Annalisa Rosetti. Buon pomeriggio Annalisa.
Buon pomeriggio a tutti e grazie ad Alessandro per la brillantezza. Grazie, grazie per essere intervenuto. Allora, come stanno le cose, Annalisa? Cosa c'è, cosa ci puoi dire delle ultime ore? Nulla di nuovo, abbiamo depositato il ricorso. Ecco, una bella foto insieme all'avvocato Chiacchio, ce lo saluterai poi. Sì, assolutamente sì. Abbiamo depositato il ricorso nella tarda serata di sabato e niente, adesso aspettiamo che il giudice sportivo ci dia comunicazione della data in cui praticamente tratterrà in decisione la questione, dopodiché sapremo. Avremo 2 giorni di tempo prima di questa data per depositare note e repliche e aspettiamo che cosa succede. Di certo noi puntiamo tutto, come abbiamo già chiaramente specificato alla società, punteremo tutto sul secondo grado di giudizio, perché per prassi il giudice sportivo non si mette mai contro l'arbitro, contro il referto arbitrale che, ripeto, non ha visto né il Cosenza e né il Verona, quindi nessuna delle 2 società conosce il contenuto del referto arbitrale. Questa è una fase in cui il ricorso viene presentato, diciamo, alla cieca, sulla base di quelli che sono gli elementi obiettivi. A poker si dice al buio, no? Non si dice al buio. Nel gioco del poker si dice al buio. Non lo so perché non gioco a poker, però insomma è un ricorso presentato sulla base di dati obiettivi, oggettivi rilevati dal club, in questo caso il Verona, che ha presentato inizialmente la riserva scritta e poi il ricorso sulla base di quello che ha visto. Quindi il Cosenza si è difeso sulla base invece di alcuni elementi oggettivi, fattuali, che abbiamo rilevato. Benissimo, Nella allora speranza che il giudice ne tenga conto, ma in primo grado, diciamo, non siamo molto convinti di quello che succederà. Puntiamo molto sul secondo grado di giudizio perché è lì che siamo convinti di ottenere un risultato migliore, ovvero la disputa della gara. Benissimo, allora vediamoci con i colleghi. C'è Aldo Cennamo che insiste per una domanda per Annalisa Rosetti. Vai Aldo, vai, tranquillo. Avvocato, io ho una domanda molto semplice. Visto che Sento lontanissimo però. Avvicinati un po' il visto che microfono. nessuno sa il responso, quello che ha scritto l'arbitro, perché l'arbitro non sappiamo cosa ha scritto. Quindi noi perché dobbiamo già essere così pessimisti che in primo grado noi già abbiamo partita persa? Aspettiamo, vediamo che ha scritto l'arbitro, perché se l'arbitro ha scritto che c'è stata qualche pressione anche della squadra che non voleva giocare la partita, probabilmente il discorso si ribalta. Io aspetterei. Guardi, con molta obiettività e con Tranne che qualcuno non sappia cautela. che ha scritto l'arbitro, scusi, tranne che qualcuno non sappia già cosa ha scritto l'arbitro. Fallo rispondere. No, io non so cosa ha scritto l'arbitro e non lo sa nessuno, ma con molta cautela le dico che l'arbitro, proprio perché l'arbitro non ha fatto disputare la gara, evidentemente, a prescindere dalle pressioni che ha potuto avere dall'altra parte, è perché ha rilevato qualcosa che gli impediva il regolare svolgimento della gara. Quindi questo è molto semplice, la pressione, un arbitro non si lascia impressionare, dal blasone di una squadra, perché il Cosenza non è secondo al Verona. Probabilmente l'arbitro ha rilevato che c'era qualcosa di anomalo. Quindi è questo. Alessandro Russo e poi Pippo Gatto. Le ripeto, nessuno ha avuto accesso al referto arbitrale. Perfetto. Chiarissima come Grazie, sempre avvocato. Annalisa. Allora, Alessandro Russo e poi Pippo Gatto. Allora, Annalisa, Grazie. che ho il piacere Ciao, caro. di sentire spesso, anche per motivi terzi rispetto a quelli del Cosenza, ha detto nessuno ha avuto accesso. Posso fare una battuta, proprio il contrario della preparazione della gara Cosenza e la Verona, dove tutti hanno avuto accesso alla scena del delitto, tutti, compreso il Verona, secondo me è una prova d'autore di come non si fa calcio. Giusto. Non si può fare calcio così in Serie B e bisogna organizzarsi perché questa cosa non succeda mai più in preparazione di una gara di calcio del Cosenza. Detto questo, Annalisa, quali sono
a tuo avviso, se possibile, se puoi anticiparli in qualche modo, le armi, gli arnesi che utilizzerete, perché ho sentito tra le maglie delle tue parole che avete un asso nella manica per il ricorso. Qual è? No, non lo posso dire. Vabbè, la domanda ci stava tutta. Abbiamo l'asso e speriamo di averne anche altri 3 per il poker, ma noi confidiamo. Allora gioca a carte. Allora gioca, che vede che si è tradita. No, facciamo... perché sono come... 4 assi, 4 carte uguali, questo sì, insomma è l'ABC. Però insomma confidiamo in questo. Benissimo. Confidiamo in questo e siamo fiduciosi. Pippo Gatto, allora vuoi rivolgere una domanda alla No, nostra ci siamo già analista? sentiti in trasmissione venerdì e bene o male voglio dire la situazione non chiara, di più chiarissima, visto che Allora, l'arbitro ha fatto fare il test ai giocatori, c'è proprio una prassi, ha eseguito il regolamento alla lettera e così come l'arbitro ha eseguito il regolamento alla lettera, il giudice applicherà le disposizioni per come sono previste dal regolamento, né più né meno, non c'è da aspettarsi niente di più che uno 0-3 a tavolino, poi ovviamente sta nella capacità della difesa. O sbaglio, avvocato, a tirare fuori... No, per carità, allora è meglio È una rimanere prassi. cauti. No, dico, è meglio rimanere cauti. Brava. E dire avremo lo 0-3 a tavolino, certo, perché tutto quello di positivo che viene sarà ovviamente ben accetto e non darà spazio a delusioni se io invece dicessi la vinciamo in primo grado. Quindi noi partiamo con, diciamo, già consapevoli del gap, che il giudice sportivo darà 0-3 a tavolino e che sicuramente questa decisione sarà impugnata. Questo è quello che dice il regolamento, non è che stiamo inventando Ma io, niente. se mi posso, su questa cosa, Prego. io mi permetto di essere un pochino dissentente. L'avvocato sta Chi dicendo, parla che Aldo, non vede, non non preghiamo sente. illusioni. Uno per volta, Aldo Pippo. Cenno. Uno per Io- volta. Annalisa, Gennamo dissente da questo tuo dico un'altra dire. Questa è cosa. la verità Io dei dico che fatti. io, per quanto mi riguarda, non so nulla, sono uno che legge i giornali, sta attento, quindi io penso che questo pessimismo in primo grado io non lo vedo. Vabbè. Penso che ci sono le possibilità che anche in primo grado, come sono andati i fatti in campo, il fatto che l'ha già fatto allenare la squadra, è entrato lui in campo, si è allenato, i 48 ore di pioggia, il pomeriggio non hanno... C'è tutto un discorso a monte che deve essere tenuto e che secondo me in primo grado ci possono essere delle sorprese piacevoli per il Cosenza. È un mio pensiero, può darsi, sicuramente sarò smentito, ma io sono uno che non mi nasconde e dico quello che penso. Vabbè, ma questo lunedì prossimo poi elaboreremo, no? Ce lo auguriamo tutti. Io volevo ce lo chiedere auguriamo invece ad tutti. Annalisa più o meno quanti giorni passeranno su quello che hai detto. Guarda, a più o meno, norma più o di meno. regolamento, secondo il codice di giustizia sportiva, l'articolo 29,8 bis, il giudice almeno 2 giorni prima della data fissata per l'udienza deve dare termine per depositare appunto nei 2 giorni precedenti queste note e le repliche. Ad oggi non abbiamo avuto alcuna comunicazione. Che è lunedì. Quindi che è lunedì, molto probabile Prossima che settimana. dirà domani ad esempio, Quindi passerà un'altra settimana. che entro venerdì lui intrattiene la causa in decisione e quindi 2 giorni prima della data fissata dovremmo depositare note e repliche, per cui attendiamo fiduciosi. Grazie Annalisa, grazie, noi casomai ci Niente, risentiremo grazie. lunedì prossimo per Grazie a voi, avvocato. capire naturalmente gli sviluppi. Assolutamente. Grazie, saluti all'avvocato Chiacchio che è sempre disponibile Grazie con noi. mille. Grazie per essere intervenuta. Grazie, arrivederci. Allora Alessandro, facciamo un giro per quello che ha detto Annalisa, dissente il nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo, però mi pare che Vabbè, è chiaramente stata Aldo molto chiara. rappresenta Tu l'hai la sempre parte detto, forte, però lo rappresenta- 0-3 a tavolino, insomma, rappresenta come dire, l'auspicio, il sogno dei supporter del Cosenza, dei tifosi, quello di giusto. svegliarsi dall'incubo con la possibilità di varcare i cancelli e fare la festa, un po' come ha fatto ieri la Francia, che ha portato la Coppa a centrocampo dopo la partita con l'Olanda. Il Cosenza non ha avuto ancora l'opportunità di festeggiare questa Serie B con i propri supporter, e io partirei da questa attesa, perché c'è qualcosa in controtendenza che secondo me non è stata sottolineata, Franco. Bisogna scindere l'evento tragico di Cosenza Verona, tragico dal punto di vista organizzativo sportivo, con l'obiettivo della squadra. Questa squadra cosa gli andiamo a dire? Il Cosenza in questo precampionato ha perso solo una partita contro il Torino quando era in fase sperimentale, è andata ad Ascoli, aveva vinto se non per l'ultimo cross ad un calcio d'angolo, ora aspettava di giocare con il Verona.
Questa squadra chiaramente merita l'apporto, il supporto, l'entusiasmo trascinante che ha portato questa squadra alla promozione. Ed è un punto di rimente, perché non si può a livello di marketing ambientale e sportivo confondere un errore organizzativo con l'obiettivo. Non si può perdere una battaglia e far finta che c'è una guerra più importante, una guerra sportiva. Quindi la squadra, che è una squadra ancora sperimentale, una squadra neopromossa, una matricola, può salvarsi solo e esclusivamente se lo staff tecnico e la squadra faccia testuggine come ha fatto, la società inverta delle situazioni che vanno invertite in maniera netta e il pubblico e l'ambiente capisca che la partita con l'Hellas Verona è una cosa che è successa, tremenda ma successa, e che il campionato inizia sabato a Cittadella. Dopodiché ogni gara al San Vito vale un pezzetto di promozione. Il matrimonio straordinario tra squadra e Cosenza Sportiva deve ripartire da Cosenza Sud Tirol. Ce lo chiede la storia, non è che lo chiede qualcun altro. Questa è una grande opportunità per Cosenza Sportiva, quella di dimostrare, come ha sempre fatto anche a livello organizzativo, con eventi di livello internazionale organizzati perfettamente, con una città che è invidiata da tutti a livello regionale e italiano, con una squadra che ha fatto parlare di sé perché è stato un miracolo sportivo, con una vittoria straordinaria e dei numeri tifosi incredibili. Non si può cancellare tutto facendo harakiri solo perché qualcuno ha sbagliato l'organizzazione e non ha mandato a giocare la partita in campo neutro. Questo non è una cosa che il pubblico di Cosenza si deve autoregalare. Invece il pubblico di Cosenza, che è l'arma in più di questa squadra, deve comunicare ai propri calciatori che sono loro il valore aggiunto. Da questa liaison straordinaria si può uscire con la salvezza. In caso contrario sarebbe davvero dura mantenere la categoria. Pippo Gatto, il Cosenza ha disputato 2 amichevoli nel fine settimana. La prima ha vinto in entrambe le gare per 2-0, ha giocato ieri, poi avremo anche le immagini, la seconda amichevole contro il Francavilla, praticamente in quel di Brindisi, con Pieta di Perez. Poi ci dirai anche l'espulsione di Perez, perché diciamo che le 2 giornate di squalifica dovrebbero, io sul condizionale, essere scontate anche in campionato. Ieri Perez insieme a Sirri praticamente ha avuto un gesto di reazione, l'arbitro Robby Lotta di Sala Consilina li ha spediti entrambi negli spogliatoi. Il giorno prima c'era stata l'altra partita, sempre vinta dal Cosenza per 2-0, insomma, come diceva Alessandro, il Cosenza è partito col piede giusto, al di là poi di quella che è stata la partita a Torino contro appunto la formazione di Mazzarri, ma quella non fa testo perché il Cosenza giocava contro una squadra di Serie A, insomma, una squadra importante come quella appunto del Toro Granata. Beh, non c'è da sottolineare e da fare i complimenti per l'analisi fredda, precisa di Alessandro, che ha messo a fuoco il soggetto principale. Il Cosenza sta facendo storia, torna in Serie B dopo 15 anni, attraversa un mare burrascoso di questo debutto in casa seguito da 10.000, secondo me anche 15, perché molta gente poi non è venuta al campo sapendo di quello che stava accadendo, dalle 3 in fila ad aspettare che aprissero i cancelli mai aperti. E lì so che praticamente si sta cercando di capire il perché. Bambini, anziani, è inutile analizzare il perché, purtroppo fa parte del passato. C'è forse da recriminare sul fatto che ci stanno un po' degli atteggiamenti non proprio amichevoli nei confronti del calcio di Cosenza. Stiamo vedendo un po' secondo me un'eccessiva rigidità da parte delle forze dell'ordine diciamo, per le gare di calcio, fra il chiudere il viale, fra insomma, disegnare fantasmi del passato che non sono più i tempi di una volta in cui si temeva il Cosenza, la litigiosità. Tra le altre cose la tifoseria sembra essere ricompattata e il fare testuggine, come diceva Alessandro, va allargato non solo a dirigenti, a organico, ma a spettatori, a tifoserie, a tutto quanto. La provincia aveva risposto e è scesa in gran numero e questo è un segnale positivo. Il segnale positivo lo dimostra anche il fatto che il martedì all'allenamento fumogeni, cori, applausi per la squadra,
nonostante non si fosse giocato, a dimostrare che l'attaccamento ai colori, soprattutto a questo campionato che sta iniziando, e chiudo il preambolo, è un campionato importante. Il Cosenza si sta presentando, a mio avviso, nel migliore dei modi. Ho visto la partita ad Ascoli, sono stato ad Ascoli, ho visto ieri la partita di Francavilla, dove hanno giocato a Brindisi le seconde linee, per modo di dire, fra virgolette, perché un Perez in grande spolvero ieri con una doppietta, 2 gol, uno di rapina, un altro molto bello, individualità che sono piaciute tantissimo, soprattutto i 2 esterni, Berzotti e Anastasi, mi hanno colpito favorevolmente. La partita di Matera, dove il Cosenza ha giorno prima a Matera. Giorno prima ha fatto quello che ha voluto e hanno segnato anche, guarda caso, ancora una volta le punte, hanno segnato Maniero e Di Piazza. Questo significa, ieri ha segnato un attaccante, Perez, questo significa che a mio avviso la squadra è a regime ed ha capacità di espressioni importanti. È vero, l'avversario è di Serie C, però ricordatevi che il Francavilla ha fatto una squadra che ambisce a fare un campionato importante. Stesso discorso vale per il Matera. E dobbiamo anche dire che nonostante tutto c'è una grande come dire, volontà a fare il meglio. Il problema rimane come al solito il battesimo della Serie B, l'inesperienza, perché come giusto sottolineava Alessandro Russo, se ci fosse stato in quei frangenti un qualcuno vicino in tutto quel pasticcio dell'arbitro, non c'è stata nessuna società che un consulente o un esperto di calcio, qualcuno che potesse dire all'arbitro mettiamo un attimino le cose in chiaro. Doveva avvenire prima, non in quel frangente. Ma anche c'era anche, parlavamo l'altra volta con l'avvocato Rosetti, giusto? Dice anche in quel frangente si sarebbe potuto salvare Caprecavoli anche all'ultimo momento. C'è stata, a mio avviso, un'assenza totale. Questa è una cosa che non si può sopportare. La Serie A, perdonatemi, la Serie B, che è da poco staccata dalla Serie A, che è la stessa cosa, è un altro mondo rispetto a quello che abbiamo lasciato in Serie C. Bravo Pippo. Non è improvvisazione, non mettiamo le pezze all'ultimo momento, assolutamente. La Serie A e la Serie B si programmano e bisogna avere gli uomini giusti al posto giusto e bisogna avere anche la certezza e la forza di dire, perché come giustamente diceva Alessandro, non è tanto, lo diceva anche l'avvocato, non è il blasone del Verona, sono le regole, sono più rigide, più ferree e bisogna rispettarle, bisogna avere un po' più di arguzia e di intelligenza. Grazie Pippo per questo intervento. Allora Aldo, tu volevi entrare anche in argomento, vediamo. Condivido molto. Se condividi quello che ha detto Alessandro e quello che ha detto testé Pippo Gatto, il nostro collega. Sono ragionamenti seri, ragionamenti posati, ragionamenti di persone, di gente che mastica calcio e piace vedere il calcio in un certo modo. La programmazione è la prima regola del calcio. Giustamente Pippo diceva, io dico che è una Serie A, questa è una 2, ci sono squadre importantissime che vogliono fare bene, compreso il Verona, compresa il Lecce, compresa la Salernitana, l'Ascoli, tante squadre importanti, Benevento che si sono attrezzate, vogliono salire e forse vogliono andare in Serie A. C'è una grande attesa, certo c'è anche un'attesa spasmodica per quanto riguarda 19, 22, 20. Di questo ne parleremo 24, nella seconda parte, Aldo, sì. Che parleremo nella seconda parte. Non ha precedenti, sarebbe stato il caso, probabilmente non succedeva nemmeno questo fatto a Cosenza, rinviare il tutto, far iniziare il campionato quando si era ormai tranquilli che le squadre erano tutto deciso, invece si è voluto affrettare tutto, adesso si aspetta stasera, mi pare che Frattini dovrebbe decidere tra stasera e domani. Tra stasera e domani le 3 squadre che dovrebbero entrare, perché la lotta è qui e via dicendo, ma quello che conta in questo momento è dire alla tifoseria, come ha fatto Pippo, che bisogna essere compatti, non bisogna disperdersi, quando sarà la prossima partita in casa, quella con Livorno mi pare, fra 10-15 giorni, quando sarà, dobbiamo andare allo stadio, tifare, al posto di 10.000 cerchiamo di essere 15.000, perché la partita con il Verona sono convinto, ne sono convintissimo, alla fine
noi la rigiocheremo, la faremo la partita, perché ci sono anche segnali che vengono. Io pensavo che ci fosse qualcosa contro di noi al nord. Io ho tanti amici al nord, anche a Verona, ho visto anche sui siti, ci sono molti ben pensanti, molte persone che stanno dicendo no, perché dobbiamo prenderci questi 3 punti, sarebbe il caso di giocare la partita, di farla. Anche il presidente del Verona, non ho visto questa proprio volontà forte. Certo, sarebbe un bel gesto da parte di tutti, perché vincere a tavolino franco è una cosa, giocarla e vincere sul campo è altra cosa. Sarebbe veramente importante se venisse un gesto di questa portata per dire, siccome il Verona è forte, una squadra fortissima, una squadra che è fatta per... non sarebbe male se veramente si pensasse di dire, oh, signori, ma noi non vogliamo vincere a tavolino, vogliamo giocarcela questa partita tranquillamente, e questo farebbe onore al calcio e soprattutto onore a questa Serie B che in questo momento sta veramente perdendo molto mordente. Questa è la verità, perché penso che ci siano nel calcio ancora persone che pensano e vivono di calcio perché sperano che sul campo si vincono. I 3 punti si conquistano sul campo, ci sono responsabilità nostre, ci sono anche responsabilità, c'è tutto un modo di fare, e l'avvocato l'ha fatto capire, che il Cosenza e il Verona se la giocano sul campo e poi alla fine vincono il mio. Io questo ottimismo lo vedo, lo sento e lo percepisco. E salutiamo l'avvocato che ci segue sempre, l'avvocato Eugenio Scarpelli, che dice: a mio avviso non è così, la vittoria a tavolino 3-0 perché la partita non è iniziata e secondo lui non esistono i presupposti per assegnare appunto la vittoria al Verona, salvo a porre a carico del Cosenza l'obbligo di rimborso spese in favore, questa è una sua tesi dell'avvocato, ripete Eugenio Scarpelli, della squadra ospite e quindi rigiocare la gara. Confido e spero che il giudice sportivo valuti questa circostanza. Buon lavoro, avvocato Scarpelli. C'è da accertare la responsabilità oggettiva e soggettiva. Esattamente, poi vedremo, perché poi ognuno chiaramente insomma, ha una sua idea, come ce l'ha Aldo, esatto. Ce l'ha l'avvocato Scarpelli, ce l'hanno tanti tifosi. Ma è chiaro che credo insomma, che sia importante scindere le due l'aspetto emozionale dall'aspetto scientifico della situazione. L'aspetto scientifico è quello che abbiamo già detto prima. C'è un problema oggettivo. Di regole. Se fa fede il referto dell'arbitro che non sappiamo, e l'arbitro non ha fatto giocare la partita, la logica dice c'è qualcosa che non va. Dobbiamo stare ai in fatti. campana. Quindi i fatti dicono che purtroppo per il Cosenza, e dico per la squadra, per il tecnico e anche per l'ambiente, le migliaia e migliaia di tifosi, non bisogna farsi delle illusioni, perché chiaramente se arriva un ribaltone d'analisi giuridica, il Cosenza lo accoglierà con favore. I fatti dicono che l'arbitro non hanno mai aperto i cancelli dello stadio e che l'arbitro ha fatto 1, 2 sopralluoghi e mezzo e non ha fatto iniziare la gara. Evidentemente non ha reputato che non ci fossero le condizioni oggettive perché la gara si giocasse. Vabbè, comunque insomma confidiamo in quello che ha detto anche Annalisa Rosetti. Però il Cosenza mi sembra di capire, sentendo anche l'avvocato Rosetti, che non è che adesso aspetta lo 0-3 e fa una festicciola si è già preparato per la difesa. È pronta a vendere cara la pelle, no? Giusto. Seconda battuta. Sì. Sentiamo Aldo. Sì. Oh, vabbè, io sono, non è che sono ottimista, io sono uno che sento e vedo le cose come Aldo, però in prima battuta non si può guarda, ho letto anche su un'altra rivista un altro avvocato importantissimo, l'avvocato Tocci, che ha parlato di oggettività e di soggettività, ha fatto una differenza tra chi gestisce il campo e chi non gestisce il campo, e ha detto che proprio assolutamente non ci sono le condizioni per dare la partita persa al Cosenza. Io parlo io non sono un avvocato, io sono uno che leggo giornali, io me li mangio i giornali la mattina, Franco lo sa. E quindi, però vedo anche sui social che non c'è questo accanimento, ripeto, non c'è questo accanimento della società. Non si sente, aspetta perché è saltata la batteria e non si sente la tua voce. Nel frattempo riordina le idee, nel frattempo diamo spazio in linea ad Enzo Leonetti alla pubblicità. Ci vediamo poi nella seconda parte perché faremo terminare il nostro Aldo Cenem e poi andremo ad introdurre il discorso delle 19, 20 o 22 squadre se aspettano appunto consigli tra virgolette e risposte da parte del CONI. Pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
E rieccoci nuovamente insieme per questa seconda parte di replay di lunedì 10 settembre 2018. Stava terminando Aldo Cieno, ma poi andremo ad introdurre il discorso del Consiglio di garanzia del CONI se le squadre resteranno in Serie B 19 o 22. Chiudiamo subito, così introduciamo Alessandro e poi Pippo. Vai! È chiaro che tutti questi ragionamenti che facciamo, è chiaro che ci sono tutte le cose che in prima istanza si potrebbe verificare quello che voi state dicendo, proprio per l'articolo 17, per il regolamento, tutto quello. Però io vedo una situazione diversa, un pochino diversa, perché io aspetto sempre di capire che cosa ha scritto l'arbitro, perché qui nessuno ancora sa che cosa è scritto l'arbitro e ognuno di noi ha questa attesa, l'attesa del detto dell'arbitro, l'attesa di quello che ha scritto l'arbitro è, secondo me, sia importante per quello che succederà in prima istanza, sia per quello che succederà in seconda istanza. E l'avvocato, bravissimo avvocato che collabora con l'avvocato Chiacco, ha tra le righe fatto capire che ci sono 4 elementi importanti, e una di queste non l'ha voluta dire, non li ha detto, però ha fatto capire che ci sono alcune cose che loro hanno in mano, elementi che possono alla fine essere favorevoli al Cosenza, ma non favorevoli al Cosenza, favorevoli al gioco del calcio sul campo. Le partite si giocano, si vincono sul... Io questa regola di darle 3 punti a tavolino la eliminerei, non è possibile, la partita si deve giocare, il Cosenza e il Verona devono fare il possibile. Tra le società, secondo me, si devono mettere d'accordo, devono trovare una soluzione. È chiaro che al Verona gli fanno comodi 3 punti a tavolino, però onestamente, proprio per quello che sta avvenendo nel calcio, per questa situazione drammatica che c'è in Serie B, sarebbe un gesto di grande nobiltà da parte di ambedue, che si vedono, si chiariscono, si parlano e si dicono: signori, giochiamoci sta partita e poi vinca il migliore. Io così la vedo. Grazie Aldo. Molti telespettatori mandano delle email, ci hanno scritto perché vorrebbero vedere le immagini praticamente della gara giocata ieri dal Cosenza in quel di Brindisi contro la Virtus Francavilla 2-0, come dicevo in apertura, con doppietta di Perez. Abbiamo le immagini di Antenna Sud, Enzo Leonetti se ce le manda le commenta Pippo Gatto, perché lui la partita l'ha vista, io no. E quindi Pippo ci puoi commentare qualcosina. Ecco qua, quel Cosenza in maglia rossa. Il gol, questo è il tiro di Berzotti che viene respinto dal portiere e poi Perez fa il gol, se non sbaglio, no? No, questo va alto sulla traversa, forse questo è il gol. Perez in aria. No, questo è Berzotti. Neanche, non è neanche questo il gol. Assolutamente. Questo è il primo gol. No, non è il primo gol. Vedo gol. Sì, il gol. Possiamo andare indietro, Pippo, il primo gol di Perez. Ecco qua, il portiere respinge e questo è il secondo. Se andiamo poco indietro, caro Enzo, vediamo anche il primo gol di Perez. Se andiamo poco indietro, perché è sfuggito anche a me. Alessandro, andiamo a vedere questo gol. Il primo è quello con la respinta del portiere, il secondo era quello con il pallonetto. Comunque 2 gol di Perez, ecco qua. Era un cross praticamente. Tiro cross, il portiere lo battezza. Il pallonetto proprio perfetto. Non ci arriva il portiere e la palla praticamente è un pallonetto che si infila nel set. Sì. E questo è il secondo respinta sul tiro di Berzotti e Perez che la ribadisce dentro. E quindi abbiamo accontentato gli amici tifosi e sportivi che appunto ci hanno chiesto di vedere le immagini di questa vittoria del Cosenza. Poi ci sono stati anche 2 gol annullati, una a Beclé e un altro a Monaco, ma erano tutti e 2 in fuorigioco. Non ha giocato Tutino, questo lo dobbiamo dire perché ci hanno segnalato anche questo, perché era fermo, sta facendo una tabella di marcia. Sta recuperando. Esatto, sta recuperando da qualche piccolo problemino e quindi sta osservando una tabella di marcia. Sembra che sia rientrato Bruccini, pare che abbia fatto 10 minuti. Bruccini ha giocato ieri, quindi speriamo che lo recuperiamo subito. La noiosa pubalgia speriamo che la possa mettere alle spalle. Alessandro, introduciamo il discorso che nella seconda parte avevamo già detto, quello delle 19:22, c'è il Consiglio di garanzia del CONI che deve praticamente pronunciarsi, c'è una guerra politica, a mio avviso una guerra sportiva, una guerra tra le società, e il Catania da una parte, il Novara dall'altro, che in un primo tempo si erano viste cancellate il discorso dei 3 anni precedenti degli illeciti sportivi, poi invece così non è stato, Fabricini che è stato querelato dallo stesso Catania, insomma, voglio dire, c'è di tutto e di più, c'è un caos e un marasma generale. Frattini l'altro giorno, dopo che ci sono state 3 ore e mezza di discussione, tra le altre cose lo ribadisco a beneficio di chi ci segue, che c'è anche l'avvocato Chiacchio in questa difesa e difende proprio il Catania della D Pietro Lomonaco. Alessandro, allora, domani dovrebbe uscire questa decisione, questa sentenza, chiamiamola come vogliamo. Ogni momento è quello buono. Il clima dal punto di vista calcistico ovviamente è incandescente, Franco, perché
il campionato è iniziato, quindi Sì. c'è una situazione clamorosa con due partite già giocate e probabilmente ci sarà, se i boatos che arrivano dalle stanze dei bottoni sono giusti, ci potrebbe essere un ritorno a 22 squadre. E quali saranno queste 22 squadre? E quello è il problema. E qui adesso c'è uno spingi-spingi in area di rigore e gli arbitri dovranno capire come dirimere questa azione un po' controversa, molto fallosa, perché il Catania e il Novara sembravano già con un piede in B. In Italia non c'è niente di certo e adesso le cose possono cambiare clamorosamente con Siena, Ternana e Pro Vercelli, Esatto, che sarebbero, diciamo, quelle che danno... quelle più avvantaggiate. Dire che finirà davvero come ho appena detto non è che me la senta molto di dirlo, perché c'è una grande suspense in questo momento. E il comunicato stampa del Cosenza di questa Adesso mattina, lo facciamo leggere a Pippo perché è arrivato un leggere e poi lo commentiamo. Sì, Pippo. sì. Sì, è arrivato un comunicato stampa del presidente qua. del Cosenza E mi sembra Calcio, abbastanza eloquente, che no? salutiamo, Eugenio Guarascio. Credo Leggilo, sia arrivato Pippo. il momento delle responsabilità piene, ognuno deve assumersi le proprie. Noi, Presidente, lo stiamo facendo anche contro il nostro interesse. In verità lo abbiamo già fatto con le 19 società che all'unanimità hanno preso una decisione senza una sola voce contraria, Sì, sottolinea c'era l'unanimità, è il vero. Presidente, e di questo vorrei che si rendesse conto. Sulla nostra pelle stiamo sopportando una pagina nera, dice, per il nostro calcio. Noi, Presidente, investiamo soldi, risorse e tempo. Ripeto, stiamo operando contro i nostri interessi perché, contrariamente a quello che viene detto con la Serie B a 19 squadre, avremmo preso più soldi, diminuendo di 3 unità il numero dei club partecipanti, il rischio di retrocessione aumenta considerevolmente. Va bene, Più quindi chiaro Mi pare che è stato chiaro, Mi no? sembra- Però c'è un passaggio importante, sì, Pippo. Sì. Quando parla ha sottolineato stiamo sopportando una pagina nera del calcio italiano, poi fa il distinguo tra 19 e 22, 19 come dicevamo a telecamere spente c'è maggiore rischio di retrocessione, Certo. ma ci sono soldi in più, la torta è maggiore. Mentre anche per il paracadute, Franco, Esatto. perché bisogna sottolineare che con il campionato a 19 squadre le retrocesse il prossimo anno, Aldo, avrebbero un paracadute stile Serie A, non con quei numeri, però il paracadute delle retrocesse sarebbe diverso. Io ero presente nella sede della Lega Calcio di Serie B a Milano quando il presidente Balata tenne questa conferenza stampa informale alla presenza della stampa italiana e lui ebbe a dire chiaramente che la Lega di Serie B si era pronunciata in maniera forte per il blocco dei ripescaggi. Quindi c'era una volontà politica del calcio molto determinata. È evidente che forse dal punto di vista giuridico e dal punto di vista di altre situazioni questa situazione un po' barcolla. Il rinvio del verdetto che ha annunciato Frattini è l'indice di come la cosa sia molto delicata e come sia in gioco una partita molto più ampia che prelude poi anche ad un assetto diverso del calcio italiano. Il Cosenza, come le squadre che puntano alla salvezza, a mio avviso, questo lo dico in maniera invulgata, deve guardare con positività un eventuale allargamento a 22 squadre perché ci sono più concorrenti, ci sono più squadre intermedie, perché poi alla fine l'obiettivo di arrivare all'ultima partita di campionato, che in questo momento se non erro sarà a Salerno nel maggio dell'anno prossimo, con la salvezza in tasca non è proprio un'impresa facilissima a 19 squadre. Alessandro, se rimane a 19 tu l'ultima giornata di campionato riposi. Bravo, non solo l'ultima giornata per il Cosenza, prima del riposo. La giornata decide prima tutto. della partita che c'è il riposo a Salerno. Detto questo, ormai c'è ben poco da zigogolare. Domani improvvisamente sapremo qual è l'esito di questo campionato, anche perché poi bisogna rifare il calendario se va a 22. È tutta una situazione in evoluzione. C'è un tifoso che ci scrive alla trasmissione che fa i complimenti a Alessandro Rango, dice nell'organigramma del Cosenza manca la figura del direttore generale. Vabbè, ne ha parlato la settimana scorsa, ne hanno parlato Alessandro che facevamo un po' all'inizio. Sì, Alessandro che è Aldo la perché l'organizzazione è fondamentale. Quando si parla di Serie A e Serie B si parla di figure professionali importanti in sella società. Il Presidente non ce la può
fare a gestire tutto, anche perché tali e tante sono le cose e tali e tante sono le preparazioni specifiche, perché c'è bisogno anche di un competente di regolamenti, di norme e così via. Quando succede una cosa come quella che è successa col Verona, se c'era il competente magari si trova la scappatoia. Non per caricare tutte le responsabilità sul Presidente, assolutamente, ma lui non ce la può fare, assolutamente deve, a mio avviso, circondarsi di queste figure importanti. Ma io, rispetto a quello che Alessandro prima diceva per 19-22, ma io penso che, lo ripeto, io mi domando e chiedo a tutti voi, a tutti quanti i tifosi, ma perché questa fretta di iniziare il campionato? Perché anche se dovessero portarli a 22, Alessandro, le 3 squadre che resteranno fuori faranno ricorsi e controricorsi a tutta forza. Ci saranno tante di quelle situazioni che alla fine... Ci sono già state... ma ce ne saranno ancora perché se, come si dice, Siena, Provercelli e Ternana dovrebbero essere ripescati e quindi arriviamo a 22, il Catania, il Novara e non so l'altra squadra, non mi viene in mente qual è, Entella. dovessero restare fuori, sicuramente ci sarà qualcosa che anche loro ricorreranno, faranno ricorso, vedranno, cioè qui è un marà, Sì, quando il Presidente bravo, ma quando il Presidente del Cosenza parla di quando il Presidente del Cosenza dice che è una pagina nera in tutti i sensi, ma è chiaro un'altra cosa, che i 19 presidenti che compattamente, unitariamente, senza una voce fuori dal coro, hanno fatto il documento unitario, ma è chiaro, è normale, loro prenderanno i più soldi, se a 22 dovranno dividersi con le altre 3 squadre, perché questa è una questione, sì caro Alessandro, una questione politica calcistica, ma è una questione anche economica. Qui ci sono i soldi in ballo, quando ci sono i soldi, qui si fanno la guerra tra di loro. La novità dell'ultima ora, caro Alessandro, che ve lo vado subito ad anticipare, Balata e le 19 società, nel caso in cui il Consiglio di Garanzia del CONI dovesse portare a 22, praticamente aderirebbero le vie legali verso il TAR del Lazio. Vedi? Quindi le 19 più Balata come presidente sportiva entra in gioco. quindi il TAR. a quel punto, come dice Aldo, chi rimane fuori ma è normale, praticamente è un effetto domino, è un effetto domino, io ripeto, è un effetto ma domino. Franco, scusami, ma conoscendo il Catania, conoscendo chi gestisce il Catania, secondo te si sta zitto quello del... No, assolutamente. Il Novara stesso, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi sarà un contenzioso caos, un marasma generale, perché le 19 squadre si rivolgeranno al TAR del Lazio, quelli che godranno saranno gli avvocati. A 19, questa è la verità dei fatti. Ci Vogliono stiamo rimanere infilando in un 19. cul-de-sac pure noi, però consentite. vediamo insomma, la sensazione... Dicevi Pippo? Ci stiamo infilando in un cul-de-sac perché prevedere il futuro su quello che accadrà, Sì. secondo me non Però ha... c'è di mezzo un ho c'è di capito. mezzo un pratico che... È il successo l'anno campionato, passato. no, è il campionato. L'abbiamo passata con dopo l'esito, dopo questo nuovo col 2003, verdetto, Alessandro. sì, magari ci sarà un nuovo ricorso, ma intanto il campionato continua. Assolutamente. Quindi non ho capito, io non riesco a capire bene. Non ci saranno... A dire al TAR, intanto se vengono riammessi a vedere che si fa? Si prosegue senza calendario, si rifà il calendario? Probabilmente per fargliele togliere, no? Per restare a 19 così come avevano deciso normale. inizialmente. Sarebbe una sconfitta di tutti. un problema. Posso Prego, mettere un po' di dolce in questo amaro? Sì, poi andiamo a vedere il dando prossimo una piccola turno. notizia di mercato, che è una notizia già Vai consolidata, Alessandro, però vai. riguarda un giovane ex Cosenza, è il baby terzino Niccolò Dodaro, 2003, che è passato dal Cosenza alla Fiorentina, un prodotto di Tortelli e Patania, che è andato agli allievi nazionali della Fiorentina e ieri ha fatto il suo esordio nella gara contro il Sassuolo 2-2. È un giocatore di cui si dice davvero un gran bene. E lui è 2003, nazionale under 15 lo scorso anno, quest'anno sarà under 16, quindi Niccolò Dodaro dal Cosenza alla Fiorentina ieri ha fatto l'esordio. È un in bocca al lupo, allora, questo positiva anche per un in bocca al lupo, è un lupacchiotto cosentino, il giocatore, ma Io ho Lupacchiotto dato cosentino anche una che notizia per quanto è riguarda... passato alla corte della Fiorentina, quindi Per quanto voglio dire... riguarda il campo, i lavori proseguono e mercoledì arriva Quindi di nuovo dopodomani, Pippo, il signor Castelli a fare delle sopralluoghi. No, di più, delle misurazioni nel sottosuolo, perché adesso un po' il signor Castelli si sta un po' preoccupando È dopo normale. tutto quello che è successo e vuole verificare tutto. Il campo comunque stanno lavorando e perfettamente sta andando come deve andare, ci sono ancora 2 settimane di tempo, si sta lavorando di tutto e di più
e Castelli verrà di nuovo mercoledì sull'uovo del Ma lei ce l'ha fatte queste cose? Bisognerebbe chiedere. No, te lo Immagino domando. che ci sarà anche il Cosenza Calcio, nominerà un agronomo di parte, no? Questo è normale che sia così. Pare che Pippo. quello che lui voglia fare non è che sia stato preso tanto però farà fare le sue valutazioni. Vabbè, ma questo lo fa 10 giorni prima della gara con Livorno. Il Livorno, Cosenza-Livorno si giocherà praticamente questo sabato, il Cosenza giocherà, l'altro poi sabato. vedremo Ci sono anche... più di 10 giorni, quasi 2 settimane. Perciò dico, si giocherà a Cittadella, fuori voglio, casa sabato e poi tornerà in casa. Perché con comunque è Livorno. sempre stato lui la regia che ha detto di fare questo. Ah, quel sicuramente. lavoro. L'ingegnere Longhi aveva dato le disposizioni, il dibattito che è nato perché farle adesso e non prima del Verona e non dopo il Verona. Ovviamente ne sono usciti tutti quanti i colori, però è stato fatto il lavoro è stato fatto per molti bene, lì c'è il dibattito se andava giocato o non andava giocato, e ritorniamo al punto di partenza. Lecce si è giocato nelle stesse condizioni di Cosenza, le due squadre non accordo, a Cosenza no, questa è la sostanza. Alessandro, ti ricordi quel film, quel pasticciaccio di Via Merulana? Ma sì, io ripeto... Io toglierei Via Merulana quel guarda, pasticciaccio del San Vito Marulla del 1° settembre, quel pasticciaccio. Io non me la sento di farmi trascinare dall'onda emozionale nel giudizio di della vicenda di Cosenza Verona, perché oggettivamente sono stati fatti degli errori abbastanza evidenti e c'è un problema fondamentale. Non si può arrivare ad ore dalla partita con il campo ancora in costruens, con tutti i protagonisti in scena, ad analizzare se, ma, dove, come, qui, quando, scola, salta, livelliamo, non livelliamo, si può tracciare la rete, scusa Pippo, mentre chiaramente, nonostante dal punto di vista delle immagini, dei resoconti, altri campi sembravano le stesse condizioni, hanno avuto altre 24 ore chiaramente per organizzarsi, quindi il Cosenza magari ha pagato un gap di tempo, con altre 24 ore magari si poteva anche arrivare ad una forzatura. Ciò non vuol dire che ci sono per forza delle responsabilità e dobbiamo puntare il dito. È chiaro che, fatta memoria di questa situazione, un'altra volta magari con si più può pensare esperienza, una settimana prima, invece di aspettare la visita di tutte le autorità, fra agronomi e rappresentanti di Lega, di andare a giocare in campo neutro e preparare la festa con il Livorno con tutte le accortezze, e diciamo ne prendiamo atto, per il futuro andrà così. Allora, Enzo Leonetti, mi mandi per cortesia il prossimo turno? Così il Cosenza, come avevamo anticipato, giocherà a Cittadella. Eccolo qua, questo è il prossimo turno, che sarebbe il terzo. Ascoli, Lecce, Brescia, Pescara, Cittadella, Cosenza, che si giocherà sabato alle ore 15. Cremonese, Spezia, Foggia, Palermo, Hellas, Verona, Carpi, Livorno, Crotone, Salernitana, Padova, Venezia, Vedi Benevento. Franco, anche guardando la schermata non sembra la Serie B. Assolutamente no. Che nell'abitudine, nella memoria proprio del calciomane, lo scorrimento delle partite Queste sono 9 partite, 18 squadre e una riposa. Quindi Ti attenzione. ricorda la Serie A? Sarà questa la schermata finale, Franco? Bah, lo sa. questo è Certo, difficile. ci sono una serie di partite straordinarie anche già stavolta. E infatti anche il Brescia, Crotone che va Pescara a è una Livorno, partita. al Crotone, ecco, io volevo introdurre il discorso del Crotone perché Sì. servirà poi, praticamente stanno aspettando il responso del TAR, la sospensiva, ne ha parlato il sindaco di Crotone, lui è convinto, come speriamo tutti, che Rezio Uscita poi possa essere agibile. Come vedi tu questa situazione col discorso del MIBAC, ma diciamo del Ministero dei Beni Culturali, eccetera, Questa è eccetera? un'annosa vicenda molto pertinente, molto locale, no? Perché Crotone è sempre Croton, è la Magna Grecia, però il Crotone è la squadra in questo momento vetrina del calcio calabrese, perché è retrocessa dalla A, è una società molto organizzata, con un management riconosciuto, con una squadra pazzesca per la categoria, costruita molto bene dal presidente Vrenna, dal direttore Ursino, che sanno come fare le cose, hanno mantenuto un organico molto forte, una delle candidate al salto di categoria. Certo è che fare questo giro di valzer per capire dove gioca il Crotone non è bellissimo, ma non dipende certo dal Crotone Calcio, sono cose che sono borderline tra amministrazione, beni culturali e calcio. Certo è, il Crotone in A è stato un oggetto di marketing straordinario per Crotone stesso, quindi è una situazione da risolvere. Devo citare, perché lo dice proprio la storia, che il Crotone ha avuto l'umiltà lo scorso anno di giocare le prime partite in campo neutro, le prime due. Probabilmente 2 anni fa, in gli è campo neutro. costata la retrocessione. Nonostante fosse Serie A,
quindi hanno dato una dimostrazione di saggezza non da poco. Un Crotone che si è ripreso benissimo, dopo la prima partita di Cittadella, con uno Stroppa che i Boatos dicono super motivato, motivatissimo, è un allenatore di alte prospettive, è un'ottima squadra, quindi è un Crotone che sarà sicuramente... Pippo, tu che notizie mi dai da Crotone? Crotone è quello che abbiamo sentito oggi, praticamente che la sovrintendenza è intenzionata a bloccare di nuovo il campo, però aspetta una sospensione del TAR. Però è già pronto a mettere la pezza, come è successo per l'altra partita, col Foggia. Col Foggia, e alla fine secondo me si gioca, non ci sono problemi, anche perché il Crotone, tra le altre cose, non ha fatto amichevole, è riposato, oggi riprendeva a lavorare. Dobbiamo dire che il Crotone ha dimostrato con il Foggia di essere una squadra, perché come dire, lo sgambetto di Cittadella è stato subito cancellato. Il Foggia è una delle squadre molto attrezzate, indicata come una delle squadre che potrebbe fare un buon campionato, parte ovviamente con questa penalità da -8, che non è roba da poco. E intanto ci ha consegnato 4 reti, non è che tutte le squadre faranno 4 reti al Foggia, poi bisogna vedere. Qualcuno dice, tengo a sottolinearlo, che è calcio d'agosto, e questo è anche vero, perché ancora non tutte le squadre sono rodate, non tutti conoscono meccanismi di e di come. Quando cominceranno poi a scoprirsi un po' i meccanismi delle squadre, vedrai come al solito in Serie B come fioccheranno i pareggi. Aldo, allora Cittadella Cosenza e Livorno Crotone, come inquadri tu queste due partite? Incontriamo una squadra che ha fatto 6 punti, ha vinto... È una squadra che negli ultimi 2 o 3 anni ha fatto i playoff, sempre nelle prime 8. Del campionato, diciamo che mi sembra una squadra molto in forma, poi il Cosenza non deve andare il Cittadella di Venturato, il Cosenza in queste 2 amichevoli, ma anche con l'Ascoli aveva dimostrato e ha dimostrato di essere una squadra ben messa, e Braglia in questa settimana si è fatto sentire, ha lavorato molto, ha voluto queste 2 amichevoli, vuol dire che ha voluto tenere la squadra sempre sul pezzo, non ha mollato di 1 millimetro. Abbiamo rivisto già oggi c'è la ripresa. Abbiamo rivisto anche Perez che ha segnato 2 gol. Questo giocatore che sembra che Braglia crede molto e che purtroppo ancora non riesce a sfondare, ad essere il Perez che tutti abbiamo conosciuto. Io penso che questa partita è una partita dove il Cosenza deve andare a fare risultato, perché poi con Livorno in casa sarà un'altra storia. Per quanto riguarda il Crotone, a Livorno, Franco, il Crotone deve giocare sul proprio campo. Scusami, prego. Non si può pensare che il Crotone debba andare a giocare fuori campo per problemi burocratici ed altro. C'ha un campo che è stato anche rimesso in una certa maniera, ci sono le condizioni per poter giocare. Il Crotone merita la tifoseria del Crotone e soprattutto questa società, che è una società, come diceva Pippo, ben organizzata, seria. Vrenna e Orsino sono persone che fanno calcio da tanti anni, hanno fatto la Serie A, quest'anno sono riscesi, hanno mantenuto lo statuto della squadra, per cui perché deve andare a giocare il Crotone fuori casa? Il Crotone merita di giocare in casa, il tuo pubblico merita di giocare, quindi chi deve decidere decidesse immediatamente, perché questa telenovela deve assolutamente finire, perché questa Serie B è una continua telenovela, ma alla fine vi posso dire che è veramente una tragicocomica, Aldo, e qui ci sono... bisogna prendere riparo, mettere riparo. Giovanni, Francesco e Anna che ci seguono da Cariate, e poi anche gli amici del Nocchiero di Soverato, e naturalmente mandiamo i saluti perché siamo molto seguiti. L'hai salutato l'amico del bar di ieri? Luigi del bar Impero, sì. Ci seguono in tanti, siamo da prendere un caffè e ti chiedono tutti, ma il Cosenza, i 3 punti, il Verona, insomma, è seguitissima la situazione, è molto seguita. In Serie B ti vuoi in ambito nazionale, in tutta la regione ti seguono, hai tutti gli occhi addosso. Vabbè, a livello nazionale è importante stare bene organizzato. Mi dicevi qualcosa di DAZN, è migliorata, Pippo? Assolutamente sì, ho visto. Perché qui c'è altro consumo, che sembra che non ci sono più quel discorso di una class action contro DAZN. No, assolutamente è cambiato tutto. La prima è stata veramente tragica. Il primo impatto, come accade anche con SportTube, poi man mano che è andato avanti è migliorato tantissimo. 2 parole con il Cosenza. Prego. Bisogna anche dire che il Cosenza sta lavorando molto bene, che ci sono le cosiddette, fra virgolette, seconde linee che stanno facendo grandi cose. Pascal ieri mi è piaciuto tantissimo, Dermaco è fuori che gioca con il Kosovo, ha fatto
convocato con la nazionale, Nations League. Pascali Preme, così come altri giocatori come Baclé, un altro. Come l'hai che vista prema. Tiritiello? Tiritiello ha fatto la sua onesta partita, è un giovane Di prospettiva. di prospettiva, come ci raccontava Alessandro durante il calciomercato, un giovane che secondo me saprà farsi valere, ma a mio avviso la rosa del Cosenza è una rosa, non voglio dire tanto. Io voglio chiedere una cosa ad competitiva. Alessandro dopo aver parlato del Crotone, perché Braglia nell'ultima conferenza stampa che ha parlato del mio centrocampo. Il centrocampo del Cosenza è un centrocampo molto forte, siamo più in forte battute della- finali. Dice Sì. vorrei che anche gli altri due reparti fossero come il centrocampo. Solo Alessandro e chiudiamo. Ma sicuramente Braglia è il valore aggiunto di questa squadra, bisogna dargli le chiavi del campionato, le chiavi delle partite, di caro Piero Braglia, vedi come puoi fare, perché la situazione è quella che è, ma sicuramente si può fare un buon campionato. Il centrocampo del Cosenza è un centrocampo forte, perché c'è ancora Schettino che non ha giocato, Sì. Ha giocato Lucchini ieri. sappiamo che può essere una sorta di L'arma in centrocampista importante dal punto di vista fisico. Vede la Se si porta, conferma come ha fatto in Serie C può essere una roba seria. E Ma l'attacco è ben ma fornito. Braglia, io diciamo che Non si l'arma in sbilancia più mai. del Cosenza può essere Braglia, che sa fare, sa girare molto bene le pedine, ed è un allenatore che ormai ha sposato in pieno anche l'atmosfera Della città. del Cosenza e della città, sperando che l'organizzazione sia pari alla forza del management tecnico. Grazie, grazie. Allora siamo giunti sui titoli di coda e naturalmente noi ci rivedremo lunedì prossimo, 17 settembre, sempre alle ore 15, probabilmente dal prossimo lunedì andremo a regime, significa che poi la trasmissione durerà un'ora e mezza e non più 60 minuti. Grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Ciao Franco. E grazie Ciao a al tutti. collega Pippo Gatto di Ci vediamo venerdì, non nuovocosenza.com. cambiate canale, perché venerdì alle 13:30 c'è Anteprima Sport Linea Rovente. Linea Rovente Anteprima Sport ogni venerdì con Pippo Gatto, e poi naturalmente un grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Buon pomeriggio Aldo a tutti, grazie Cennamo. a tutti, grazie. Alessandro, siamo seguitissimi, più di questo dirti grazie per te, insomma. Grazie a voi. Ok, grazie a tutti, alla prossima. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.